La magia, soltanto il gruppo di amici di Ponte Fermato, in collaborazione con la scuola materna e la scuola elementare San Luigi, vogliono stupirci con un tema di forte impatto, appunto, come è la magia. Per realizzare questo piano ha collaborato con la scuola e con l'archivio di Ponte Fermato, già hanno voluto prendere spunto da tutte le famiglie del paese. Chiunque abbia bambini, su quanta fantasia ci vuole per inventare una chiave che faccia addormentare un bambino. L'indagine dell'ortopedia bambina laterali dell'indagine dei bambini nella scuola materna ed è l'asilo che, come abbiamo detto, hanno collaborato con la preparazione di questo. Ma come sono le mani a tu per tu?
tutte le persone che hanno lavorato al suo fianco e tutto il gruppo che ha partecipato alla sfilata e reso possibile anche quest'anno questo bellissimo evento. Iniziata sempre davanti al palco del Carnevale di Vicenza 2016. So che eravate trepidanti attesa perché la sorte ha voluto che voi si lavaste per ultimi, ma non volete dire, guardate anche con una prospettiva diversa, una luce che in teoria se esce un altro po' di luce solare, potete vedere dalla parte opposta, sicuramente ne apprezzerete ancora di più perché non li avete contro luce, ma li avete a favore di luce, li vedete in tutto il loro splendore. Come dice la segna Mireia, perché alla fine di Candileia si tratta, quando si va in banca, si chiede un mutuo, vogliamo realizzare il nostro sogno di costruire, qualcuno purtroppo si è spenta ed ecco l'urlo di Munch che rappresenta questa fiammella ormai spenta, ma noi qui davanti uniti cerchiamo di fare di tutto perché la nostra fiammella non si spenga. A questo carnevale la voglia di portare a compimento la nostra passione, i nostri desideri devono essere più forti di questo uomo spietato nella parata di ritorno. Si è fatto un po' prendere paura il tempo, ma 2 gocce e passa la paura. Io vorrei anche ricordarvi che domenica prossima, 14 febbraio, sempre alle 14 ovviamente c'è la grande chiusura del Carnevale di Vicenza. Intanto sono arrivate le frittelle, quindi ho ordinato finalmente un mattino ho ordinato. Le frittelle che lì sono fenomenali. Un grande amico qui davanti al palco, un amico del Carnevale di Vicenza. Io saluto il nostro fotografo Giampaolo, giusto? Giampaolo Conte, scusami, la mia vecchiaia ormai avanza. È un amico storico perché si realizza ogni anno dei video meravigliosi, come sono riusciti a fare un cortometraggio incredibile che poi noi usiamo per promuovere la nostra manifestazione, lo portiamo alle 3, lo portiamo in internet, quindi grazie al suo servizio che è rigorosamente gratuito, come per tutta l'associazione del Carnevale Civile. Io ricordo che sono 400 volontari che da agosto, da fine agosto fino poi ai primi di febbraio si trovano dentro questi capannoni, la chiamiamo la cittadella del Carnevale, della maschera,
che è il polo industriale che asseggia, per 6 mesi si trovano tutte le sere e realizzano un assoluto spirito volontaristico alle opere mastodontiche. Quindi avete anche 13 metri ai carnevali di Cagliari Monaci più grande del Veneto, ma sarà anche ritornare che superiamo tutto il Triveneto. Tanto è vero che la Regione Veneto quest'anno ha deciso in forma ormai ufficiale, perché l'hanno detto, è uscito anche sulla stampa, il Carnevale di Cesa diventerà evento ufficiale nel palinsesto degli eventi di Regione Veneto, quindi saremo sponsorizzati a livello nazionale direttamente dalla Regione Veneto, avremo il loro sostegno, avremo la loro pubblicità e quindi questo non può che inorgoglire un paese che con poco più di 5.000 abitanti ha saputo diventare famoso in tutto il nord Italia, ma questo è anche grazie a voi pubblico che siete qui presenti, perché siete fedeli, ci venite a vedere ogni anno, noi possiamo solo ringraziare la vostra presenza, è solo con la vostra presenza che il volontariato dell'Associazione Carnevale Cisense può proseguire per tanti anni ancora. Grazie di cuore, andate a vedere anche ovviamente la mostra di maschere, è gratuita, è qui a 100 metri dentro il palazzo delle ex scuole elementari, una mostra meravigliosa di oltre 600 maschere, ma tra 10 minuti io vedo già le maggiorenti. Esatto, volevo appunto fermarti, volevo dire sarà campionista. A presentare un carnevale ancora più bello, ancora più divertente e ovviamente truccato. Sono qui dietro al palco, sulla piazza della Repubblica, trovate i loro stand, truccheranno i vostri bambini, ma anche Nella città di Isolo, e la mamma spiegava di salvare e punto di chiave. Con gli anni tu non ti tutto. Noi approfitto perché abbiamo i nostri fotografi che avviene anche tu quagliando. Scusate ma ci piace. il Carnevale di Cesa 2016 ispirata notturna, me la poi subito questo video, potete comprarlo. Anche su Facebook, perché comunque nel profilo del canale di Ciglia delle Ragazze, nel mio profilo, avete tutte le varie notizie e istruzioni. Però adesso scusate, io ho richieste con grande passione di esito. Io voglio ricordare un'altra volta ancora che questo gruppo ha partecipato a 2 campionati italiani nel settore maggiorelle, conquistando il titolo di campionessa italiana del Traditional Sport nel 2014. Ma non soltanto, dopo questa vittoria avete spinte dalla voglia di superare se stesse, sono state chiamate a rappresentare l'Italia ai campionati europei di maggiorelle a ottobre 2015. E hanno conquistato niente poco di meno che il secondo gradino del podio, quindi la medaglia d'argento, città di Jesolo, Magic Star, grazie per la vostra professionalità, ma soprattutto grazie per essere qui al Carnevale di Cesa oggi.
anche l'altro, come fai? Però poi alla presentatrice che scusate signori, che questo carro è fuori concorso, ma per le dimensioni, per la bellezza, per il colore, non ha niente da indicolare, a rendere conto che io l'ho fatto bello, però ora come io non avevo pensato. Vedi che allora, questo qua è un gruppo sempre da scelta, ma non è un gruppo di concorso. Noi abbiamo fatto una gara I mostri rappresentati da questo barile nucleare, da questo petrolio che viene spesso e volentieri in missione per il 2016 nel gruppo di Legambiente. e infatti questo è proprio la seconda parte di Carlo che guarda il futuro.